Buonasera amici di Rugby House, bentornati insieme dopo una sfida che ha visto Rovigo vincere a Colorno per 3 punti. All'ultimo secondo un calcio piazzato di Andrea Minetti Ippolito. Ne parleremo oggi con i nostri ospiti anticipando quello che è la sfida, ovviamente la sfida clou, anzi sicuramente del turno numero 4 del Peroni Top 12 che vedrà di fronte la Femice Z Rugby Rovigo Delta sabato alle 15 contro il Kawasaki Calvisano. Ne parleremo con il nostro ospite Davide Ruggeri. Ciao Davide, benvenuto. Grazie mille. E il direttore generale della squadra rossoblu, Roberto Roversi. Ciao, buonasera a tutti. Davide, partiamo subito dal match di sabato, Colorno, giornata particolare, piovosa, tipicamente britannica. Insomma. Esatto. Sì, una giornata non il massimo per il nostro gioco, ma non può valere come scusa questa. È una partita che forse abbiamo sottovalutato e non abbiamo approcciato nel modo giusto, ma che con la fatica e con le nostre magari qualità ci siamo comunque portati a casa. Ecco Roberto, dalla tribuna piovosa, no? Dalla quale abbiamo visto la partita, sicuramente i tifosi di rossoblu non si sono divertiti, hanno sofferto, ma alla fine insomma si è portato a casa il match. Sì, è l'unica cosa che sia positiva da ricordare dalla partita di sabato scorso, questi 4 punti arrivati all'ultimo minuto, meritati perché tutto sommato la squadra ha creato ma non ha concretizzato. È chiaro che tutti ci aspettavamo un risultato diverso, visto anche il precedente di Coppa Italia, però non tutte le ciambelle riescono con il buco, la partita si è giocata in condizioni un po' problematiche e probabilmente il Colorno si è adattato meglio alle condizioni del gioco e del campo e Rovigo invece un po' meno, però alla fine sono arrivati 4 punti. Ecco Davide, tu dici forse abbiamo sottovalutato l'avversario da quei 44 punti qui in Coppa Italia, c'è da dire che l'avversario aveva anche tanti ex, per cui insomma forse è un ambiente avvelenato. Sì, sicuramente, forse la preparazione in settimana mentalmente non è stata di qualità, o almeno non a livello di quelle passate. E questo si è visto perché alla fine la partita rispecchia l'allenamento e la settimana. E su questo dobbiamo lavorare, non dobbiamo abbatterci, quindi con tranquillità, con professionismo, con serenità, affrontare la prossima settimana meglio, sappiamo su cosa lavorare, sappiamo come farlo, bisogna solo farlo. Con tanta tranquillità Davide si vede che è nuovo di questo ambiente, no? Almeno a Rovigo sto dicendo. Ha la tranquillità che hanno i ventenni ed è giusto che sia così. Ovviamente è un ragazzo che è arrivato a Rovigo su una piazza particolarmente familiare con il rugby, quindi lui è un'esperienza nuova, mi auguro che sia anche bella per lui, certo, che è qui da qualche mese. È un ragazzo che ha delle qualità e sicuramente l'ambiente di Rovigo lo aiuterà a maturare nella maniera migliore. Ecco, statisticamente, visto che tu sei molto familiare a questa cosa, i Rovigo di Casellato in questo momento hanno sempre qualche passaggio vuoto o non performano al meglio? Ma la statistica credo conti fino a un certo punto in questo caso, perché sostanzialmente bisogna tener conto che Rovigo ha cambiato molto rispetto allo scorso anno. Domenica poi c'era una squadra cambiata anche rispetto alla giornata precedente, quindi questi cambiamenti, l'assorbire il nuovo amalgama che si sta creando comporta dei passaggi che sono queste partite non brillantissime che comunque la squadra ha avuto il merito di portare a casa. Ecco, secondo te Davide, qual è stato il punto sul quale siete stati più deficitari, quindi siete stati meno performanti rispetto alle aspettative? Sicuramente, se dobbiamo vederla dal punto di vista generale, l'approccio mentale che poi in campo si rispecchia molto nell'attitudine, nell'uno contro uno, e quando non c'è quella allora si può avere tecnica, si può avere strategia di gioco, ma tutto viene sfumato. La voglia di combattere, quindi loro più motivati secondo te Roberto? Direi di sì, ma era anche giusto, giocavano in casa davanti al loro pubblico contro una delle grandi del campionato, quindi c'erano diversi ex nelle loro fila, quindi tutti i motivi che li portavano a dare forse qualcosa in più del solito. Il rugby è uno sport di combattimento e se non hai lo spirito per combattere rischi di trovarti in situazioni in cui poi fai fatica ad uscire, e Rovigo ci è riuscito e questo è un fatto positivo.
Ecco, fattore positivo, Rovigo riesce a portare a casa la partita all'ultimo secondo, più o meno riesce a gestire come la settimana precedente con le Fiamme Oro, vuol dire che mentalmente si riescono a, diciamo, gestire appunto certi momenti topici del match, e questa non è una caratteristica tipicamente rodigina, te lo dico, te lo anticipo Davide. Per cui cosa succede in campo, cosa è successo sia soprattutto diciamo questo weekend a Colorno, ecco, tu eri in campo perché potevi verificare questo. Sì, chiaramente questo è da attribuire alla gestione dei leader che in campo si fa sempre sentire, e io sono nuovo ma quest'anno veramente ci sono dei punti di riferimento che in momenti in difficoltà, in momenti di pressione fanno sentire la loro esperienza, la loro voce, sanno cosa fare al momento giusto. Quindi la maturità dei leaders che poi viene diciamo tramandata e diffusa, esatto, anche agli è altri. essenziale. Non dobbiamo però abusarne, No, cerchiamo di portare a casa le partite prima e in maniera migliore, senza dover ogni volta gestire dei finali particolari. Ecco, secondo te qual è stata la chiave della partita, insomma, Roberto? Ma Ruggeri diceva appunto che un approccio mentale non all'altezza della partita, quindi quando entri in campo con una certa mentalità fai fatica poi a correggere, è più facile correggere un'impostazione tecnica che un atteggiamento mentale, e quindi c'è stato questo approccio magari non corretto, mi auguro che serva da esperienza. Sabato non credo ci sia bisogno di motivazioni particolari, arriva la squadra come il Calvisano con cui ci siamo giocati il titolo tante volte in questi ultimi anni, per cui non credo ci sia bisogno di motivazioni speciali o di un lavoro da fare sull'approccio alla partita. Credo che l'avversario basti da solo a dare le giuste motivazioni a questa partita. Ecco, facciamo una cosa, andiamo a rivedere quelli che sono gli highlights della vittoria della Fenice Z Rugby Rovigo Delta a Colorno, poi rientriamo perché parliamo di Rovigo Calvisano. È la prima sfida ufficiale del Maini di Colorno, la Fenice Z Rugby Rovigo Delta affronta la neopromossa HBS di questo match 8-9 con Matteo Ferro che parte e va a puntare direttamente terzi. C'è un mismatch evidente del Nevo da atterrare il capitano rossoblu. Oggi in maglia bianca, non disponibile la possibilità di indossare la classica rosso-blu, seconda maglia per Rovigo. James Ambrosini, l'incrocio con Gianmavian, messo giù da Gabri Cicchinelli, ancora utilizzo per Rovigo con Lorenzo Cittone, Matteo Canali subito in penetrazione, va a testare immediatamente quelle che sono le guardie e la difesa rossa del Colorno. Matteo Ferro, Tuilagi a salire, Fred Tuilagi, giovane inglese cresciuto nell'Leicester Tigers, classe 97. Suo zio stamattina ha giocato la finale mondiale con l'Inghilterra, persa e vinta controveramente dal Sudafrica. Palla a disposizione, ancora Rovigo nei 22 minuti, Ippolito Sala, la linea buco di Diego Antel, potrebbe esserci la prima meta di Rovigo, arriva immediatamente la firma di Diego Antel sul match. Rovigo lavora di Rovigo Colorno, arrivano i 2 punti aggiuntivi da parte di Andrea Meniti Ippolito. Allora, per quanto riguarda Cicchinelli non c'è una contesa aerea a parte di Rovigo, subito a strutturare il drive Colorno, cerca di contenere Rovigo, c'è una buona shift da parte della squadra di casa. Matteo Ferro al limite, parte Giovanni Lucchin dalla chiusa, è buono il passaggio, c'è la meta del Colorno, al primo possesso c'è la meta di Alessandro Terzi, parte Leo Mantelli, sembra stretta, non entra, le bandierine non si alzano. Rovigo che prova a spingere fuori il pacchetto, riesce a restare in campo il pacchetto di Colorno, c'è un buon avanzamento, Rovigo deve frapporsi, deve cercare di non andare, c'è la meta del Colorno, 2 occasioni, 2 mete, con la meta di Baruffaldi, estremo sudafricano. Leo Mantelli questa volta infila l'H. Allunga Colorno, più 5 su Rovigo. Meniti Ippolito. Diego Antel per David Odiete, la corsa di David Odiete per Massimo Cioffi che sfida Terzi, va dritto Massimo Cioffi, resta in piedi Massimo Cioffi, sfidato a Famasaga, è bravo a non rischiare lo float, sarebbe stato troppo rischioso. Cittona, oh! È il classico Tuilagi che placca sempre l'uomo senza palla.
sempre in ritardo. Federico Pavesi al dritto per dritto. Doppio fallo e qua ci sta un cartellino placcato senza uomo. Si vede Matteo Canali che è pronto a rientrare. Rovigo che ha giocato in 14 contro 15. E ancora Canali a disturbare e a scippare il pallone. Può giocare con Cadorini. Va a attaccare Pippo Cadorini. La velocità di Pippo Cadorini. La velocità di Pippo Cadorini. La meta di Pippo Cadorini, che si rifà immediatamente. Rugby Rovigo Delta con Pippo Cadorini. Arrivano anche i 2 punti aggiuntivi. Colorno che non demorde con Mantelli. Attenzione, c'è un più interessantissimo. Barion si è fatto succhiare e qui non va a scaricare. Però c'è la possibilità in questo momento. Arriva alla meta del Colorno con un pick and go da parte di Tuilagi, molto probabilmente. Rovigo che ha 9 punti in classifica. Leo Mantelli, sembra buona questa trasformazione. No, non entra. Flanker. E adesso c'è l'avanzamento. Del Rovigo. Gioca Rovigo dall'altro lato. Bravo Citon, va lui. Cercava un sostegno, non è arrivato. È stato perfetto la lettura da parte del giovane mediano di Mischia. Rovigo, ricordiamo, in 14, fase lenta con Michelone Mantovani. Va a sfidare Terzi, il mismatch aiutato da Sarto. Citon a Famasaga, Francesco Rossi fa strada, non si toglie lì. Vediamo ancora Citon, brutta palla per Menniti. Davide Ruggeri fa federe a Famasaga. Si torna sul calcio precedente. Va conquistato ogni match, punto dopo punto. Menniti Ippolito, il suo calcio sulle bandierine. La concentrazione di Leo Mantelli. Dritte e mezzi pali sulle bandierine. Anche da questo lato però. Nico D'Amico. È buono stavolta. Gira. Calcio e punizione fuori del Rovigo. Questo è un calcio che può fare la differenza. Quanto sorride, non guarda nemmeno. Prende la rincorsa Andrea Menniti Ippolito sulle bandierine e finisce il match con la vittoria della FMCZ Rugby Rovigo Delta all'ultimo secondo con un calcio di Andrea Menniti Ippolito. Partita bruttissima, ma è stata vinta quello che serviva. Il bel gioco e il bel tempo arriverà più avanti. Bentornati in studio Rugby House. Davide, Rovigo Calvisano. Beh, non male, no? Sì, non ci sono tante cose da dire, già si sa tutto, anche per quelli che come me sono nuovi. Sarà una partita dura, sarà una partita intensa, ma non vedo l'ora di poterla giocare se avrò questa opportunità. Ecco, Roberto, una sfida che veramente negli ultimi 8 anni ha preso delle pieghe, delle sfumature forse impensabili anni fa. È la sfida dell'ultimo scorcio di campionato italiano. Una volta erano altre, adesso il derby d'Italia, fra virgolette, è quello col Petrarca sempre. Però nel gioco per lo scudetto Rovigo Calvisano è diventata la sfida che vale lo scudetto. Ecco, tu parlavi prima di Rovigo cambiato molto, Calvisano cambia molto anche lui, per cui dopo quello che è stato il match amichevole al Pedrini, una nuova possibilità, se è interessante capire quali sono gli equilibri. Sì, due squadre che hanno cambiato molti giocatori, magari la filosofia di gioco è rimasta uguale da una parte e dall'altra. Le giornate che si sono giocate sono state 3 fino adesso, ci sono i 2 turni di Coppa Italia che il Calvisano non ha fatto perché giocherà le coppe nella pausa che ci attende dopo questa partita di sabato. E quindi sono anche partite che vanno pesate non del tutto in maniera completa, perché sono ancora partite un po' acerbe, che le squadre non sono ancora mature, non hanno ancora trovato la loro fisionomia, per cui sì, non tutte le 2 squadre potranno dare il massimo a mio avviso, perché appunto sono in fase iniziale del campionato. Certo che il risultato avrà sicuramente la sua importanza in termini di classifica, ma anche in termini di morale, in termini di spirito. Chi vince questa partita sicuramente aumenta l'autostima. Questo è certo, e noi di confidenza un po' ne abbiamo bisogno, di qualche sicurezza in più probabilmente. Forse sì, forse queste partite che abbiamo appena affrontato non ci hanno dato quella confidenza che può permetterci di dire
di avere almeno sotto controllo tutto. Sono sicuro che l'approccio mentale questa settimana riuscirà a portarci avanti. Ecco Roberto, cos'è che, non posso dire temi, ma magari fa pensare un po' di più dell'assetto Calvino? Ma la loro struttura, la loro organizzazione è sempre stata una squadra ben messa in campo, ben organizzata, e temo soprattutto la loro cinicità, il loro cinismo, più anzi che di cinicità non è molto corretto, perché è una squadra che è sempre riuscita a portare a casa quello che doveva portare a casa, non ha mai lasciato nulla per strada. Da questo punto di vista Rovigo è un po' più sprecone, Calvisano sicuramente no. Davide? Sicuramente Calvisano ha cambiato molti giocatori, però la strategia, il gioco è sempre quello. È sicuramente una squadra di impatto, una squadra che sbaglia poco e che approfitta tanto. Sappiamo come affrontarla, lo vedremo ancora di più in questa settimana. Niente, so che il lavoro è tanto, ma abbiamo tanta voglia. Ecco, a proposito di Calvisano, Davide, giocano appunto nel team giallo-nero ragazzi che hanno condiviso con te l'Under 20, si parla ultimamente tantissimo di Mori, cosa che prima voglio dire è esploso da un certo punto di vista. Kofi era già lì dall'anno scorso, raccontaci un po'. Sì, là adesso stanno giocando, come hai detto, Federico Mori, Jacopo Trulla. Certo. C'è Antoine Kofi, sì, li conosco bene, ha lavorato con me durante l'Under 20, sono dei giocatori che hanno tanta tecnica, hanno tanta classe, hanno le qualità e sicuramente col Calvisano faranno bene. Federico Mori poi di recente ha fatto bene anche con la franchigia, quindi sono anche molto felice per lui, però li conosco e so come giocheranno. Ok, quindi dillo anche agli altri così siamo a posto. Okay, perfetto. E, allora, una cosa interessante su Rovigo Calvisano, Davide, tu insomma metto in questi minuti hai fatto capire che un po' hai seguito l'ambiente rosso-blu prima di arrivare. Che sensazione hai di questa sfida che si protrae nel tempo? Sì, sicuramente già si sente il profumo di questa partita, è una cosa che già si poteva sentire la settimana scorsa perché è sentita ed è giusto così, quindi è giusta la pressione perché è una cosa normale, partite importanti hanno pressione, bisogna riuscire a trasformare la pressione in modo che sia positiva, quindi con lavoro, concentrati perché non si può sbagliare, lo sappiamo, e con serenità affrontiamo questa partita. Ecco Roberto, queste sono diciamo quelle settimane che siamo alla quarta, non c'è tanto da perdere la testa, però sono un po' quelle settimane dai che senti già in città, arrivano già i primi messaggi, fate la prevendita, non fate la prevendita. Anche perché quest'anno il campionato è partito più tardi del solito, quindi c'era più fame di rugby rispetto al passato. Rovigo sappiamo che di rugby ne vuole sempre tanto, vuole del buon rugby oltretutto e speriamo quest'anno di riuscire a soddisfare queste attese. È ovvio che la sfida col Calvisano aumenti l'attenzione del pubblico, abbiamo fatto una buona campagna abbonamenti, ci sono state delle buone risposte anche come presenze allo stadio, sabato vedremo soprattutto. Speriamo che dal campo arrivino delle soddisfazioni per tutti, per i giocatori in primis, per l'ambiente della squadra sicuramente e anche per il pubblico. Ecco, facciamo una cosa, andiamo a vedere le news che arrivano dagli altri campi del Peroni Top 12, poi rientriamo perché qualche domanda c'è ancora da fare, abbiamo qualche curiosità da sviscerare all'interno di Rugby House questa sera. La Lazio ospita il Valo Rugby all'Acqua Cetosa per la quarta giornata del Peroni Top 12. Per i biancocelesti è il momento di vincere, di trovare una vittoria dopo le 3 sconfitte consecutive maturate in altrettante partite in questo inizio di campionato. La Lazio però è una squadra che gioca bene e produce tanto gioco. La dimostrazione è il punto di bonus raccolto la scorsa settimana nel derby con le Fiamme Oro in virtù delle 4 mete messe a segno. Per Montella ancora qualche problema di formazione che non permetterà di schierare in campo quelli che sulla carta sono definiti titolari. Inoltre arriverà a Roma un Valo Rugby che sembra aver trovato la quadra del cerchio dopo un inizio non esaltante di stagione e che viene da una larga vittoria nell'ultima partita. Sicuramente sarà un match che si giocherà fino all'80°.
Una sconfitta preventivabile, arrivata puntuale pure meno dolorosa di altre. La trasferta della Lafert in casa della corazzata Calvisano lascia dietro di sé una scia di buone sensazioni e la consapevolezza che il progetto tecnico per la stagione biancoceleste può essere un buon progetto. L'anno scorso ne abbiamo presi 60 in quel campo, con una sensazione di impotenza che quest'anno non c'è mai stata, nemmeno per un minuto, ha commentato il DS dei veneziani D'Artora a caldo dopo il match. Ed è vero, la Lafert è stata in partita per tutta la prima frazione, perdendosi in alcune fasi chiave del secondo, dove il gap si è scavato irreversibilmente, con un paio di errori individuali ed un momentaneo calo di intensità difensiva pagati carissimo. Hanno però convinto la mediana, con Cazza e Petrozzi sempre più in confidenza come reparto e con il resto della squadra, ma anche davanti i progressi ci sono, come generale atteggiamento combattivo, come disciplina sul breakdown, come alternative in rimessa laterale. Manca all'appello un leader come Catelani, il cui rientro potrebbe già essere fissato per questo fine settimana, e anche Francescato, fuori per un problema al ginocchio da un paio di settimane, è ormai sulla via del recupero. Tra le note positive l'inserimento subito dell'ultimo arrivato, il talonatore neozelandese Mitchen, buona fisicità, molto mobile come da tradizione perché è un nuovo nel suo paese. Il giocatore si è dimostrato subito uno dei leader del pack, una carta molto interessante per il prosieguo della stagione proprio nello spot in prima linea che stava dando qualche problema. Sabato al Pacifici tocca al Colorno, dopo il trittico della morte le prime 3 giornate, Fiamme Oro, Valoregbi e Calvisano, un match da affrontare con il massimo rispetto ma con l'obiettivo di cominciare a far punti pesanti. Occhio però perché la squadra parmense sta crescendo di turno in turno, ambientandosi nella massima serie grazie ad una rosa di tutto rispetto, con giocatori in grado di incidere sul match in qualsiasi momento. Niente più alibi dunque, dopo l'exploit con il Valoregbi, la Lafert è chiamata a dare un segnale forte e chiaro a tutti. Si gioca a puntare in alto, a Colorno deve essere il primo passaggio per dimostrarlo. Squadra in campo alle 15, arbitra il Romano Bottino. Bentornati in studio, Rugby House pre-Calvisano, vi ricordiamo fra 2 giorni allo stadio Mario Battaglini alle 15 Femici Z Rugby Rovigo Delta, Kawasaki Calvisano. È una partita insomma di cui abbiamo già parlato, non serve molto per anticipare i contenuti, abbiamo tirato fuori qualche spunto giusto così per anticipare quello che sarà il match più importante del quarto turno. Qualche sorpresa in questo inizio stagione, Davide, secondo te? Ma sorprese, non sono in grado di, ancora presto secondo me per dare qualche notizia o qualche impressione. Sono sicuro che il campionato col tempo riuscirà a darci qualche sorpresa. Ecco, Roberto? Ma non mi aspettavo il Mogliano a punteggio pieno. Ecco, se devo dare l'anno scorso aveva avuto una stagione un po' così, si vede che stanno facendo un buon lavoro, hanno una buona mischia e hanno fatto 3 vittorie, di cui 2 col bonus, quindi certo. Ottimo inizio. Ecco Davide, allora, tu primo anno Rovigo, tra l'altro arrivi da una città in cui l'ovale non è che si trovi molto quasi non c'è per niente. Ecco, raccontaci un po'. Sì, io non ho iniziato prestissimo, magari come i miei compagni, ho iniziato a 13 anni, quasi 14, a Como. Sì, lì il mondo del pallone ovale non è che è molto sviluppato, infatti quando ho iniziato io a allenarmi ci allenavamo in un prato in mezzo a una pista d'atletica, però sono avventure. Poi col tempo qualche ragazzo da Como della mia annata è uscito fuori, siamo andati in Accademia Milano e poi ho iniziato il mio percorso. Già insomma con la franchigia multicolor? Ah sì, beh, quella è una bella ciliegina, però adesso sto pensando a Rovigo più che alle Zebre. Ecco, c'è da dire che Citton la settimana scorsa diceva Rovigo è per me un trampolino. Tu come la vedi, come la senti? Io adesso ho tanto in me, sì, sono felicissimo dell'occasione che mi ha dato la franchigia, però adesso sto pensando a prendermi il posto qua a Rovigo, a riuscire a ambientarmi con i ragazzi, che in realtà è facile, sono dei bravissimi giocatori e prima come persone, e la città è fantastica, c'è un calore incredibile, quindi è facile veramente stare qua. Io adesso sto pensando a Rovigo più che a un'altra situazione, poi se l'anno andrà bene, se io riuscirò a migliorare su alcuni aspetti che devo migliorare, vedremo. Ecco, c'è qualcosa che ti ha sorpreso? Una domanda che faccio sempre, ma sai, tante volte vederlo da un terzo punto di vista aiuta anche a capire maggiormente la nostra città. Sì, non so se probabilmente è scontato, però il calore del pubblico, io che vengo da una città che
il rugby non viene neanche considerato è incredibile, sembra di essere all'estero. Roberto, Davide che giocatore è? Ma è un bel giocatore innanzitutto, ha qualità fisiche, mi pare sia un combattente, quindi per il ruolo che ha, un bel placcatore, sono tutte doti. D'altro canto è stato anche capitano della nazionale Under 20, quindi sicuramente non è uno che dà abbastanza del tuo al pallone ovale. Credo che debba migliorare sul piano della continuità, ma questo è un problema legato anche all'inserimento in una squadra nuova, e quindi è un giocatore che ha delle grosse potenzialità, e mi auguro che Rovigo gli offra l'opportunità di dimostrarle tutte. Ecco, poi c'è questa chicca di Davide Ruggeri, saltatore terzo blocco, no? Che è una cosa che magari, cioè tu non sei 1,95, però hai questa capacità di salto, com'è? A quanto pare sono facili da alzare su e sono una buona opzione in touche, ma non me lo so spiegare, sinceramente. Chiederemo lumi a chi dovere, insomma. Allora, prima Roberto menzionava il discorso della nazionale Under 20, del mondiale in Argentina. Sì. Abbiamo sentito, visto che tu ascoltavi o seguivi Rugby House, noi abbiamo ascoltato le tue interviste in inglese a World Rugby. Insomma, com'è andata questa esperienza? È stata un'esperienza fantastica, penso che mi ricorderò di questo per tutta la vita, perché prima di tutto sono esperienze quelle che sto vivendo e che mi arricchiscono come persona, e cavolo, un mondiale in Argentina a rappresentare la mia nazione è stato, penso, troppo emozionante. E il passaggio a Milano com'è stato per te? Il passaggio A Milano, nel senso accademia, anche SR, se non ricordo sì, male. esatto, io dopo Como sono andato a vivere a 16 anni là in Accademia Milano. Vabbè, Milano come città è fantastica, c'è poco da dire. La SR Milano mi ha dato le possibilità di migliorare, perché prima dell'Accademia Milano giocavo tre quarti e quindi è stato il mio primo inserimento. Chi in è mischia. l'allenatore che ti ha spostato? Andrea Porrino. Andrea Porrini, Sì, certo. sì, sì. A quanto pare ha fatto bene. C'è stato uno scambio, Roberto, lui da tre quarti a terza linea, Moscardi praticamente da 8 a tre quarti, Sì, quindi poi li abbiamo presi in maniera che si possono incastrare. Polivalenti. Sì, a quanto pare hanno fatto tutte le scelte giuste. No, l'esperienza a Milano è stata fantastica e mi ha portato dove sono ora, quindi sono felicissimo. Ecco, Roberto, la questione di questi ragazzi che escono dalle accademie, no? Che quindi vengono a giocare poi, diciamo, nel top 12, si parla di inserimento, è ovvio che c'è chi la prende come esperienza di vita, chi vuole arrivare, chi sa di avere le possibilità, ma anche sa che magari questa è una tappa fondamentale della propria carriera. Come vanno gestite? Insomma, tu adesso sei il direttore generale del club, per cui... Ma intanto sono tutti ragazzi che, avendo frequentato l'Accademia Nazionale Under 20, hanno già annusato un rugby organizzato, un rugby strutturato, quindi con allenatori, il sistema di allenamento, preparatori atletici, medici, fisioterapisti, quindi una struttura, non dico professionistica ad alto livello, ma semiprofessionistica di buon livello, come c'è a Rovigo. Quindi non credo che da questo punto di vista abbiano trovato un grosso impatto, una differenza di ambiente. Credo che l'ambiente è soprattutto fuori dal campo. Non so se a Milano, quando usciva per le strade di Milano, trovava qualcuno che gli dava una pacca su una spalla e dice: mi raccomando, non sabato. All'idroscalo nemmeno quando No, l'SR. Quindi da un punto di vista tecnico, di strutture tecniche, credo che non abbiano potuto risentire di grossi cambiamenti. È l'ambiente che pone la curiosità, che dà l'opportunità. Io ho sempre detto che per un ragazzo Rovigo è il miglior posto dove poter giocare in Italia, in attesa di, se uno ha delle mire e delle ambizioni migliori. Però come il rugby viene vissuto e sentito a Rovigo, non ci sono molti altri posti in Italia, e per un ragazzo che arriva dalla provincia lombarda, sicuramente dove appunto faceva fatica ad allenarsi perché non c'erano spazi adeguati, trovarsi qua credo sia una bella soddisfazione. Tra l'altro, seconda, terza linea è una bella sfida quest'anno. Sì, sì, c'è tanta competizione, tanti ragazzi di livello. Sì, ma questo mi stimola solamente. So che sarà dura prendermi il posto, so che non sarà facile, ma
è solo motivazione. Ecco Roberto, visto che parliamo di seconda e terza linea, è giusto spendere qualche secondo per spiegare, c'è poco da spiegare, il discorso legato a Giant, Antiande, insomma. Purtroppo il ragazzo ha avuto una tragedia familiare perché è morta la sorella appunto fra sabato notte e domenica mattina. Era una sorella che viveva con lui, aveva 2 bambini che sono rimasti senza la madre, vivevano in casa con Giant. E quindi oltre al lutto c'è anche una situazione familiare abbastanza delicata. Il ragazzo è tornato in Sudafrica, in settimana ci sarà il funerale della sorella, la settimana prossima rientrerà qua. Certo, insomma, è una cosa che soprattutto per lui e per la sua famiglia era meglio che non ci fosse. Decisamente. E allora, siamo alle ultime battute di questa puntata di Rugby House, si parla di Giant, abbiamo parlato ovviamente di Sudafrica, non possiamo non fare una piccola menzione ai mondiali che sono conclusi praticamente sabato scorso con la vittoria degli Springboks sull'Inghilterra. Davide, te l'aspettavi? Sì. Sinceramente no, quest'anno ho visto un'Inghilterra veramente forte che si è imposta quasi su tutte le squadre, e vederla annullata così dal Sudafrica è stata un po' una sorpresa. Una vittoria meritata, perché il Sudafrica ha fatto un'incredibile partita, una incredibile prestazione. Ecco, tu per chi tifi? A me l'Inghilterra piace molto, so che forse sarà scontato, ma forse tirò con l'Inghilterra. Roberto? Io per 1000 ragioni sono sempre stato un fan del Sudafrica, vuoi per le frequentazioni, per le amicizie, e sono contento che abbia vinto il Sudafrica con un gioco che secondo me, ma ovviamente ognuno ha la propria opinione, ha riportato, come diceva l'allenatore della Roma, Rudy Garcia, la chiesa al centro del villaggio, con un rugby ortodosso impostato sugli fondamentali, la mischia, placaggi, difesa e tutto quanto non fa spettacolo in certi versi. Per cui è stata la vittoria del rugby ordinato. Ricordiamo che 3 anni fa il Sudafrica era messo piuttosto male, aveva perso con l'Italia, aveva preso 60 punti in casa dagli All Blacks, tanto di cappello a chi in 3 anni è riuscito a ritornare in vetta al mondiale. Ecco, si parla anche molto del valore sociale e politico di questa vittoria. Sì, questo è vero, perché in Sudafrica il contesto sociale non è dei migliori. L'apartheid non è stato eliminato per legge, è un'integrazione che ha bisogno di tempo, di anni, non pochi, e quindi ci sono dei problemi. E questa vittoria, sentivo anche altri commenti più di natura sudafricana, è un passo avanti per diventare un'unica nazione che al momento fa fatica ad esserlo. Ancora il rugby protagonista per unire il Sudafrica? In Sudafrica il rugby è uno sport molto particolare. Poi ci si lega attorno tutti i fatti Mandela che nel 95 che crea questa cosa, il primo capitano nero quest'anno del Sudafrica che alza la Coppa del Mondo, tutti simboli, tutti segnali che mi auguro per questo paese bellissimo che trovi una situazione di tranquillità, perché per il rugby è importante che una nazione come il Sudafrica sia sempre fra i protagonisti del rugby mondiale. Ottimo, siamo giunti al termine di Rugby House di questa sera, non mi resta che rinnovarvi l'invito a venire allo stadio Mario Battaglini, sabato ore 15, Femici Z, rugby Rovigo Delta contro Kawasaki Calvisano. Davide, grazie mille. Grazie mille. Roberto, grazie. Grazie a tutti voi. Ci vediamo sabato allo stadio alle 15. Buonanotte.